che c'è? Eccomi qua, e a poco anche dimmi un po' faccio. Faccia di dolce compagnia qua. Modesti, ma quando non c'è compagnia? E a chi non lo vedo buono? Miete te lente, grazie. Oh, c'è, non conci. Chi si va innanzi a rete? Lo so quando avvocato te. Ma sa da un saporissimo no, con l'avvocato. Ma che ne sai? Sai mai niente, tu non sai. Senti Modesti, mo me ne vado. Quando viene Don Sandro ci dice che io già parlato. A proposito, cassa carne pis, me la rata papà. E poi Modesti, ma da confessare, ma da confessare. E poi ma da fare pure una bella grazia. State buona, arrivederci, state buona. Ma che pochi? Ma che pulito vuoi a me stamattina? Papà, non ci capi. Io tengo il buco coprito, rindosso. Sì. Sono ancora dicevo da stamattina. Con tutto che ci buttate la Maronna in processione con il fa. E a poco, che la Maronna pesa. Che ci posso fare? O piuttosto si andiamo io. Ma Don Sandro dove sta? Quando viene? E chiudo a portare la comunione alle famiglie bisognose. Calmatevi un po', a poco, fumatevi una sigaretta e assettate. Vabbè. Fumiamoci una sigaretta. Bravo, bravo, fumiamoci una sigaretta. Così mi date pure a me che non ne tengo. Sono chi? Manca due a te di. Ah sì? Allora tu, mi riuscite niente? Mi chiamate scossumato, ma io non è catto perché mi c'ha il vizio. Capirei. Non può pensare che stanno come me. Che quando paese le visse che è quello grave, non è? Non sapete che faccio? Uno mi va a fumare e un altro dopo mangiato. Ma perché ancora dovete mangiare? Ma capi ma mangiare, papà, non tocchiamo questo puzzante poverito. Quella donna rosa è chiusa dalla sorella che sa poco bene. E ancora da venire a cucinare. Sto ancora digiunando a stamattina. Con tutto che ci buttato la Maronna in processione con il pesce. No che mi lamenta sia chiaro. La devozione è devozione. Ma che la Maronna pesa, poco, che la pesa. Sa, ti sta cata a farlo, quali ci arrivata allora? E una scendina che lancia a fiamme. Ma la faccia guarda che capi. Guarda la scendina mia, è finita la benzina. Ma che credi perché usi cerino? Accendi i sottolitori. Dite bene, dite bene. Tiene una scatola di cerino vacante, poi. Allora, vai. Vacante, sì. A poco, mettitemi due cerine qua dentro, mi riuscite lì. Tu, mi fanno il catto perché capi? Se non catti le sigarette, che catto a fare? Tu? Sei sprecato l'avvocato. L'avvocato ci manca così, la mia cerina mezza. La ci mi appicciava vicino alla sigaretta vostra, così sparagno non ci ridi. Sei d'accordo? Guarda che cosa. Non può è come so bene questa sigaretta americana, poco. E dici, se me ne fumo un'altra dopo cena fa male. Che fa male. Allora me ne prendo un'altra e mi ricide niente. Ma in me fatto perché c'ha l'uovo vizia. Voglio, ma se stiamo noi sia fuori le cante e sigarette, devi mangiare tutte cose qua. Madonna mia, Allora, e non ho buttato un pacchetto di 1000 a me. ma che la fu? Ma sempre può servire, è poco facile. Ho buttato un pacchetto di sigarette, che dico? Se io vedo Don Sandro mi strimma e si crede che mi hagi fumato un pacchetto di sigarette solo. Ma perché non vuole che tu fumi? A poco ha inventato l'11° comandamento, non sfumacchiare. Hai ragione, che può fare? Che lei che sa bene che lo paga zella. La casa mia cugina non è buona proprio. Dite bene, a poco, ma quanto mai si è visto un bravo di cocazzone, Ma che c'entra? Quello non fa testo. Ma dalla città è normale. La coppa lo pizza e mutagni come chi sei, corre sempre la moda dall'area classica. E poi, avete visto che processione lunga che voleva fare? Oggi per tutto il paese che la Maronna coppa e spalla prima. Meno male che Gesù Cristo ha fatto venire a chiovere. Ma così hanno cucciato una cosa. E stia carne il stesso. Questo lì, questa carne con l'arte, la stanno in meno, l'uovo. Mi dovete credere, una volta la Madonna si offriva oro e argento. Oh, guardate qua, guardate. Parlo supermercato, sta sacrestina. Dite bene. Qui, state la sigaretta di Don Sandro. L'inchini a croce, l'inchini a croce. Modesti, dove stai? Non mi dà, Don Sandro! Modesti, almeno mi scusi. Stiamo ancora senza mangiare, capite? E che parliamo a fare?
E fumiamoci una sigaretta, dottore, pigliate, dottore, pigliate. Ah, grazie, Modesti, ci voleva proprio. Ci voleva proprio. Modesti, ma questo è vuoto. Sono finite! Però l'intenzione c'era e non lo potete negare, dottore. E chi lo vuole negare? Ma come facciamo? Capito, Capito? Ti do le mie. Ah, Ecco me ne qua. prendo 2 o 3 perché tabaccaio ha Va chiuso. bene. Modesti, ma chi è che piange di no? Oh, figlio nuovo parrucchiano, faccia a ricci. Modesti è mio figlio! È mio figlio, io lo devo vedere! Lo devo vedere! Dottore, e sigaretta! Io non stavo pensando al figlio, ma fa la cosa in tuo stomaco. Come i tempi. Ehi, è che canto. E su a crema! Oh, capisci che perché non può mangiare? Si mangia il suo a crema, si mangia danzante, avete capito? Ecco, e su a crema. E mangi una sciuliata, poi. E chi si muove? Gloria nell'alto dei cieli, Aroli Dio! Che volete incontrare col dottor, sì? Ma che si pensa? Sto andando a vedere mio figlio! E che da bre figlio, sto io! Che da bre figlio, guarda, io! Svene figlio! E vedi che sua credo che oggi! Oh! Bella! Bella! Madonna mia! Ehi, stai cantando, almeno? Amaro, capo fagnacchio! Vieni che ci canta così bene! Nemmeno poi che mi sta a guagliare più! Ma voi, che da parte eri? Ah, ma mica fosse venuto tutto! Ma che ne sai, chi lo va a trassi pure per la finestra della camera elettrica, che da piano te? Ma come dire tutto il grasso per la finestra, ma che dici? Ok, tutto un trasso del finestra. Senti, mi faccio leggere che gente ha girato abbastanza. La caffettiera di cucina. Ma non lo so, state tra poco qua, io. Ah, perché? Che Ma c'ho finito il bagno, su qua stamattina. Io. E ci chiedo, ma per fare una cosa io ne a Ad cadere aprire, per ad aprire, fa. vicino alla porta, Madonna vicino alla porta. mia. Vedete? E che te la marci indietro? E ci andrò a saltare. E tu mamma! Questo bimbo a chi lo do? Se lo do alla Befana, se lo tiene una settimana. Se lo do a Carlo Blu, quello non me lo dà più. Se tu, l'unico desiderio, non sono senza cuore, ma non posso Se tu, Uè, Modestino, e che state andando ad una festa? tutto il paese sta in festa per l'arrivo del vescovo e mi sono dato a sciacquatello pure io, Che c'è? Mia, ecco adesso, guardate come lo singatrice che è la donna bianca, ma calunniate che sono simpatiche, che sono un bell'uomo, E mica è una calunnia, anzi! Voi non potete immaginare a me come mi piacciono i bambini. Sì, si vede! Si vede. Ma signorina Scatoletta qua, ma mi posso sedere accanto a voi? Prego! E siamo da chiesa, è normale che preghiamo, no? Allora, signorina Sigaretta, io vi volevo dire che quando siamo, insomma, in... Scusate, stavate dicendo? E voi erate a mangiare, non proprio. Signorina Sottiletta, io veramente... Io ti volevo dire che quando... Come? O vuole essere ricci, ma che si può fare ricci? Scusate, ma il bambino non vuole addormentarsi, allora? È normale che non vuole addormentarsi. Questa faccia di peste che ti dico. Ci manca solo la morte che la faccia a mano che so bene a pigliarsi, creatura. Signorina Silhouette qua. Ma se tu fastidio, me ne va. No, stavate dicendo! Ah, stavamo dicendo. Signorina Bidetta. Voi lo sapete perché non mi sono trovata ancora un partito? Vi volete candidare pure voi al comune? Ah, amore di, capi? Io non mi sono trovata ancora una moglie perché avevo fatto un voto quella di sposare una ragazza madre. Oh, che bella cosa! Allora che stai scemo, fa finire un po' la vita. Signorina Bidetta qua, io volevo... Andrea! Ah, ma con nudo di fuoco. Aspetta un momento. Modesti, mi dispiace? Dammi, dai, non preoccupare, dammi. Grazie. Sì. Quanto è buono, Modestino! Apritene voi. Io con fredda la fame, lo sonno che te. Lascia fa pure... Oh. Modestino,
un momento, che sono fatto, ma chi? E aspettate, forse tiene fame. Provate se mangia. Ah, dammi, dai, io da fare, fatto, io da fare. Chissà come sarà, poi. Ninetta, mamma è sempre più ostinata. Se prima era di pietra, adesso è diventata di ferro. Già, tua madre è di ferro e tu sei di paglia. Ma mi disprezzi fino a questo punto. Sa la mano, Ti no. disprezzi. Oh, Andrea.